La protezione dei dati personali è molto importante e oltre al codice in materia di protezione dei dati personali abbiamo due provvedimenti generali del Garante della Privacy, il primo in materia di fascicolo sanitario elettronico e dossier sanitario del 2009 e il secondo in materia di referti online, sempre del 2009. Entrambi questi provvedimenti sottolineano l'importanza delle finalità nel trattamento dei dati e dunque è importante sapere qual è il motivo per cui stiamo trattando i dati. Entrambi i provvedimenti, inoltre, sottolineano l'importanza di dare l'informativa al paziente, quindi all'interessato, un'informativa che, oltre al dato puramente legale, contiene anche delle informazioni aggiuntive perché deve essere chiara e trasparente e il paziente deve immediatamente capire di cosa si sta parlando. Ma non basta, occorre chiedere anche un consenso, e non stiamo parlando del consenso per curare il paziente, ma un consenso specifico, informato, autonomo, per costituire questi due archivi, il fascicolo sanitario o il dossier sanitario.